Parlate, tifosi azzurri. Qui è il vostro fedele cronista che vi porta le ultime notizie direttamente dal cuore di Napoli. Prima di tuffarci nelle notizie di oggi, lo sapete già, vero? Lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento sul nostro amato club. E, naturalmente, condividetelo con i vostri amici napoletani per rafforzare la nostra comunità. Ora mettiamoci al lavoro. L'incessante ricerca di miglioramenti continua in casa Napoli, e oggi vi aggiorniamo sul destino di Gianluca Gaetano. Il centrocampista napoletano ha fatto le valigie e andrà a Cagliari, dove avrà l'opportunità di mostrare tutto il suo talento in Serie A, un campionato che già conosce bene. La scelta del club sardo è stata motivata non solo dalla familiarità con il campionato, ma anche dalla prospettiva di avere più spazio per mettersi in luce, senza troppa concorrenza per il suo ruolo. I retroscena di questo trasferimento sono stati svelati dall'esperto di trasferimenti di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, dopo ore di trattative e di ottimismo iniziale. Il Cagliari ha concluso l'affare per Gianluca Gaetano. Il club sardo, alla ricerca di rinforzi a centrocampo e in attacco, attende ancora l'ok della Fiorentina per il prestito di Antonin Barak. Nel frattempo, sta esplorando anche un altro profilo, tenendo aperte le porte per l'arrivo di un centrocampista non vedente. Allora, tifosi, cosa ne pensate del passaggio di Gianluca Gaetano al Cagliari? Avrà altre occasioni per mettersi in luce? Lasciate le vostre opinioni nei commenti. Vogliamo sapere cosa pensa la nazione napoletana di questo trasferimento. E non dimenticate di lasciare un like per mostrare il vostro sostegno a Gaetano e alla nostra squadra. E, naturalmente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Cresciamo insieme. Forza Napoli, sempre!